18ª giornata di Serie A1 femminile. Questa sera in campo qui a San Martino il Fila contro l'Umana Reyer Venezia. Carangelo che riscarica fuori per De Pretto, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo allo scadere dei 24 primi 2 punti di questo derby veneto. La palla subito dall'altra parte col tiro in transizione da 3 punti di Sulciute. Formazione molto forte allenata dall'ex coach della nazionale. Venezia per 75-62 al Tagliercio, si porta sui suoi passi, dentro la palla per Petronite, bella partenza e bel canestro, rimbalzo lungo controllato da Fietta che guarda avanti, poi decide di spingere, va 1 contro 1 ad appoggiare di tabellone, va subito dall'altra parte con Bjorklund che dà Ostarello che appoggia di tabellone, playmaking, intanto l'1 contro 1 di Fietta che trova dentro sul shooter di Ostarello che riceve, gioca l'1 contro 1, prende il palleggio, arresto e tiro in questo primo quarto da parte di San Martino di Lupari. Bellissima palla intanto di Henderson per il taglio di De Pretto, ritorna la palla fuori per Filippi, l'1 contro 1 di Filippi che si gira sul perno, la buona difesa però San Martino che va dall'altra parte, subito il tiro da 3 punti in transizione per Sulciute, controlla il rimbalzo Starello, difesa di San Martino di Lupari e la buona concentrazione soprattutto difensiva. Intanto il tiro sbagliato ma rimbalzo De Pretto e lei a mettere a posto l'attacco di San Martino, la palla in angolo per Ostarello, 14 Macchi, bellissimo passaggio per il backdoor di Jolene Henderson. Le Lupe con Pasa, col palleggio vivo, gioca l'1 contro 1, Pasa va a appoggiare di mano sinistra per Venezia, la palla dentro per Penna, tentativo di passaggio impossibile, Gorini già dall'altra parte per De Pretto, c'è stata la palla persa, Ciavarella l'1 contro 1, appoggiare di tabellone per Sandri, la palla dentro ora nell'attacco di San Martino per Sulciute, difesa molto bene, uno dei pericoli numero 1 da parte di Venezia, trolla però rimbalzo offensivo Venezia con l'appoggio di tabellone, la palla per Sandri, i blocchi, la ricezione di Filippi che di Fietta, controlla il rimbalzo San Martino, già dall'altra parte in contropiede, la palla per il tiro da 3 punti in transizione di Filippi, di Steinberga che chiude il palleggio in mezzo all'area, passo e tiro di Steinberga, quasi perde il pallone Venezia, arriva nelle mani di Carangelo che sbaglia il tiro a 3 punti, controlla il rimbalzo Steinberga, ultimo minuto di gioco qui a San Martino, 20-35 Fila, 27 Venezia, Steinberga che non tira, decide di giocare col cronometro, la palla di nuovo per Carangelo, rimbalza allora di Fila e c'è tutto un altro ritmo in questo inizio di terzo quarto. Il tiro dall'altra parte, Steinberga subito a giocare l'1 contro 1, appoggiare di tabellone, 1 contro 1 di Sulciute che di mano sinistra cerca l'appoggio, sbaglia il tiro, si controlla il rimbalzo, appoggia, però c'è l'intercetto da parte di San Martino, l'1 contro 1 di Bjorklund per non permettere un contropiede facile a Venezia che però riesce con De Pretto, chiude a Ricciolo, non riceve ora Ciavarella che prende il tiro da 3 punti e realizza a superare la metà campo, palla per Penna che prende il palleggio, arresto e tiro da 3 punti, aveva tutto lo spazio per tirare, il consegnato per Ciavarella che prende il palleggio e il resto del tiro, non la ravvedono gli arbitri, allora palla arriva nelle mani di Gorini che prende il palleggio, arresto e tira allo scadere di 24, ma la più veloce di tutti è Penna, scusa ancora l'errore per la palla dentro, il recupero da parte di Pasa che si invola in contropiede, l'uscita dai blocchi, la ricezione di Macchi, l'alto basso con Petronite per Calangelo che gioca l'1 contro 1 lungo la linea di fondo, trova Penna che va ad appoggiare, messa dal fondo, la ricezione di Sulciute che dà a Fietta che realizza fuori la palla per Steinberga, l'1 contro 1 di Steinberga, trova il taglio di Pastore, tiro del pareggio, la palla dentro per Ostarello nell'attacco di San Martino, l'1 contro 1 di Ostarello, il semigancio, la palla per Bjorklund, dentro la palla per Sulciute, molto bene, più 4 al Fila, 2:40 da giocare, palla per Steinberga, l'1 contro 1 di Steinberga che appoggia di tabellone
Si aspettano le uscite di Henderson che riceve la palla che va a Petronite, di nuovo per Henderson, i cambi difensivi da parte di San Martino, dentro la palla per Petronite che tira allo scalere e realizza il canestro che dà la vittoria a Venezia. Finisce così allora San Martino di Lupari